questo è il video di risposta al contest di Albiturati. Quindi tratterà di una performance di un trucco di magia. Iniziamo subito appunto con la performance. Allora, abbiamo qui 2 pezzi di carta e un pennarello e poi un normalissimo mazzo di carte, tutto con carte diverse di nuovo. Ok, andiamo anche a controllare gli ultimi tagli e poi selezioniamo 5 carte. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, andiamo a mescolarli un pochino così. Ok, poi vi faccio vedere che sono carte tutte diverse. Carte tutte diverse. E ora vado a prendere una carta qualsiasi per determinare un numero. Questa ad esempio. Le figure valgono 10. È un 6 di quadri, quindi 6. Ok. Vado a fare una previsione. Cambiato pennarello perché non andavo. Ok, ho scritto veramente. Ok, e poi chiudo. Quindi contiamo 6, 1, 2, 3, 4, 5, la sesta carta la giro. È venuto un 5 di cuori. Ok, vado ad aprire la mia previsione ed era proprio 5 di cuori. Spero che lo vediate. Cinque di cuori. Ok, ora aggiungiamo 2 carte, 1 e 2. Questa la lasciamo. Ok, quindi 7 carte. Ok, ancora una volta carte tutte diverse. Ok, e faccio una previsione. Ok, ho scritto veramente anche qui. Ok. Ok, lasciamo qui la previsione sempre in vista. Ancora una volta scegliamo un numero, una carta, scusate, 7. Ok, e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e giro. Ok, ora facciamo un modo diverso, continuiamo e vedremo quale sarà l'ultima carta che si girerà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la settima la giriamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e giriamo la settima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e giriamo la settima. 1, 2, 3, 4, 5, 6
e giriamo la settima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e giriamo la settima. Quindi siamo rimasti con una sola carta girata. Giriamo ed è il 2 di fiori. Andiamo a girare la mia previsione ed era proprio 2 di fiori. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!